Terza corsa riservata ai gentleman, non corre Sport Anzola, lo schieramento 1 Vulux Very Nice, 3 Oro FKS, 4 Occulto, 5 Turbo Bye Bye, 6 Rasputin Font, seconda linea 7 Pickering, 8 Ontario Regal, 9 Titanio Baldini, favori per Turbo Bye Bye numero 5 Antonio Vitiello, macchina che accelera e subito al comando Turbo Bye Bye Rasputin Font all'esterno, poi Numero lungo la 4 corda Culto invece Vulux Very squalificato. Nice, sbaglia invece Occulto. E così dopo i primi 200 metri di gara conduce il favorito Turbo Bye Bye, in seconda posizione Vulux Very Nice, mentre è rimasto al largo Rasputin Font, terza posizione per Oro FKS avanti a Pickering, all'esterno si fa luce Titanio Baldini dopo 350 metri di gara e progredisce all'esterno. Completamento del quarto in 32,7. Titanio Baldini rientrante si affaccia su Vulux Very Nice, mentre in terza posizione in corda rimane Oro FKS, che è uno dei cavalli comunque attesi, insieme allo stesso Titanio Baldini. 49 i primi 600, quindi andatura davvero molto tranquilla da parte del leader, che fin qui vedete cerca di trattenere il proprio allievo e completa in 1,4, 15 comunque il parziale davanti alle tribune. La situazione tattica però non cambia, all'esterno rimane Titanio Baldini senza però avvicinare il leader, che ora gradatamente accelera. Il chilometro in 1,19,4, ancora un 15,4 di frazione, si mantiene in coda Ontario Regal, che ora cerca di avanzare. E intanto Titanio Baldini però non riesce a essere competitivo sull'allungo di Turbo Bye Bye, che è a 400 dal palo, si trascina sempre Vulux Very Nice e quindi Oro FKS, poi Pickering, metà della curva finale con Turbo Bye Bye in allungo, Vulux Very Nice in seconda posizione davanti a Oro FKS e Pickering, retta d'arrivo. Si presenta in vantaggio Turbo Bye Bye, Vulux Very Nice in seconda posizione, poi Oro FKS, Titanio Baldini, battute conclusive con Turbo Bye Bye che vince su Oro FKS, mentre al terzo posto finisce ancora Titanio Baldini. 1,17 secco il ragguaglio al chilometro, 29,9 a chiudere, 14,8 la retta d'arrivo. Il successo per il favorito Turbo Bye Bye, Antonio Vitiello in sediolo. Il training di Giuseppe Citarella, la quota di 1,75 al totalizzatore, gestisce molto bene sul percorso il vantaggio e nel finale allunga per controllare Oro FKS, che corre su praticamente gli ultimi 150 metri, mentre Titanio Baldini tutta la corsa scoperta all'esterno è ancora terzo sul traguardo, precedendo Vulux Very Nice, che però finisce probabilmente di galoppo, come ci mostrano le immagini.